Buongiorno, notte tranquilla e ho fatto carico e scarico, cioè sto finendo di fare il carico perché qui c'è la fontanella con un bel flusso, mentre lì c'è lo scarico, però l'acqua arriva proprio a goccia, quindi c'è la fontanella qui che va molto meglio e mi sono spostata qua. Adesso vado a visitare un nuraghe e una chiesa romanica, poi dopo vi do maggiori dettagli. Giornata bellissima e calda, faranno 30 gradi anche oggi. A dopo. Allora, sono a Ussaramanna, sto andando a vedere un nuraghe. Allora, questo è il nuraghe San Pietro, però è tutto recintato, quindi non credo che si possa entrare. Vabbè, sta al centro del centro abitato. Questa croce è un po' discutibile. Allora, un signore gentilmente mi ha detto: guarda che si apre il cancello, quindi sono entrata. Diamo un'occhiata più da vicino. Queste pietre enormi, abbastanza imponente. Dal colore delle pietre sembra basalto. E alcune persone potrebbero sembrare un ammasso di pietre, ma se uno pensa alla storia che c'è dietro, chiesa di San Quirico Martire, le maioliche, belli questi murales. Oggetto il futuro della memoria. Questo è veramente particolare, è dedicato a Eleonora d'Arborea e il suo giudicato. Bellissimo. Lavoro dei campi. Da qua si vede meglio la cupola con le maioliche e anche il campanile. Questa è Maria Lai e la tessitura. Guardate questo antico, non mi dica che esce l'acqua, ovviamente. Forse. San Lorenzo, bellissimi colori. La festa di San Lorenzo. Allora, lungo le vie ci sono questi cartelli perché a maggio fanno la mostra delle erbe spontanee. Intitolato La curiosità. Sono tutti questi portoni, queste case in pietra. Le strade di Google Maps in mezzo ai campi, per abbreviare magari di 200 metri, mi porta in mezzo ai campi. Una bella barriera di ulivi, una spolveratina a wild. Manca un chilometro.
Allora, mi sono spostata a Sildi e sono andata a vedere la chiesa di San Michele Arcangelo, una chiesetta romanica. Proprio a fine settembre c'è stata la festa, infatti ci sono ancora le bandierine. E questa è la chiesetta. Allora, stavo leggendo un po' di informazioni. Allora, San Michele nel dialetto di zona si dice Santu Miali. E poi questa chiesa è particolare perché ha 2 navate, molto piccolina ma ha 2 navate, ed è costruita in arenaria e basalto. Inoltre sono raffigurate sull'architrave, questo qui, 5 figure, di cui una a testa in giù. Probabilmente quella a testa giù era un demone e gli altri potrebbero essere Adamo ed Eva, Dio Onnipotente e San Michele Arcangelo, però sono tutte ipotesi. Questa era parrocchiale. Las Plazas. Questa è la chiesa. Eravamo già state qui con Francesca parecchi anni fa, solo che non avevamo visitato il castello, i resti del castello. Oggi vorrei provare la scalata. Castello di Marmilla. Si trova sulla sommità di un colle perfettamente conico. È appartenuto agli Arborea, poi ai Pisani e poi fu conteso tra gli Alborensi e gli Aragonesi. È molto carino, si vede anche da lontano. Intanto ci guardiamo pure la chiesetta, è carina. Dice che ci vuole una mezz'oretta di cammino. Certo non è l'orario migliore perché mezzogiorno e mezza, sempre gli orari più idonei. Questo sentiero è un po' abbandonato e poi sicuramente c'è stato un incendio. Eccolo, si inizia a intravedere, bello ripido. Vabbè, la parte più bella è sicuramente la vista da qua su e poi
vedere questa collina da lontano. Adesso ridiscendo per la mossa, guardate che spettacolo. Da qui si vede meglio la forma del cono. Allora, dopo la scalata al castello mi sono fermata un pochino all'ombra e ho pranzato e adesso mi dirigo verso Laconi. Volevo far vedere un'app che noi utilizziamo che si chiama Gasoline Now, che dice i prezzi del gasolio o benzina. Vabbè, c'era la pubblicità. Allora, noi siamo qui alla Splasas infatti ne ho incontrato uno a 9,89, parecchio alto, mentre andando verso Laconi, che è qui a Nurallao, ce n'è uno della Tamolia a 1,759, quindi ci fermiamo lì. Solitamente è attendibile, quindi il prezzo è molto buono.